Volto conosciutissimo della televisione locale da oltre 20 anni, Stefano Cantiero gira il nord Italia per raccontarne, puntata dopo puntata, il battito lieve e costante che lo attraversa. Dal 2015 ha seguito il richiamo del digitale, ribaltando gli schemi di certo affaticati della televisione tradizionale. Ha così imboccato il sentiero di una comunicazione cross-mediale, spalmata con abilità sui social e persino nei perimetri della app Ti porto io, di cui è padre orgogliosissimo dal dicembre del 2016. Siamo a 2 milioni di visualizzazioni e 4 milioni di persone raggiunte, segno che è vissuta. Un modo di raccontare il territorio con il lessico del digitale che si nutre anche e soprattutto di video. Sono tutti video che parlano esplicitamente del territorio, tutti geolocalizzati, tutti georeferenziati, quindi uno la scorre, vede il video, c'è la funzione vicino a te che ti fa capire anche cosa c'è nelle vicinanze, nei dintorni. Ma non finisce qui, perché il popolare giornalista è piuttosto flessibile quando si tratta di narrare il territorio che conosce palmo a palmo. I primi di dicembre uscirà il suo nuovo libro, Il gusto della memoria, 80 ricette che affrescano la storia gastronomica scaligera. È un viaggio alla riscoperta delle antiche ricette veronesi, quelle che hanno dato i natali alla gastronomia scaligera. Tra i piatti immancabili, ovviamente, la pearà. La pera è la prima è il primo piatto, la prima ricetta che abbiamo sviscerato. Gli ho dedicato una pagina apposta perché è Sua Altezza, Sua Maestà la pera, e la rima e l'accento non sono casuali.